Antonella, è con grande piacere che il nostro Tigullio ti accoglie questa sera, insomma, vederti ancora in pantaloncini. Ma infatti in poche occasioni ormai ultimamente mi metto in pantaloncini, però poi quando la nazionale artisti chiama non possiamo dire di no. Ma il tiro dicono che non si perda mai. Quello dicono che è come andare in bicicletta, no? Che quando uno impara, no, però effettivamente anche il tiro andrebbe allenato, però la mano dai un pochino è rimasta. Ogni tanto è bello partecipare ad eventi come questi dove c'è la gioia dello sport di tanti giovani e c'è anche un impegno su un tema, quello della violenza sulle donne, che non possiamo abbandonare perché purtroppo gli episodi sono frequenti e quindi insomma quello che è fondamentale è che cresca una cultura di parità di genere, che insomma i ragazzi imparino a convivere con temi importanti come quello della violenza e soprattutto che si dica un no deciso a queste intollerabili forme di violenza sulle donne. Ci mettiamo tantissimo impegno, che poi è il succo della vita, no? Impegnarsi. Lo sport insegna, non è importante vincere, ma è importante partecipare e impegnarsi. Dove nasce questa passione per lo sport e il basket soprattutto? Da piccolo, giocavo a pallacanestro da piccolo, poi per età, limiti di età, tutto lì. E quindi giocavo a basket fino a 25-30 anni ho giocato, tutto lì. C'è proprio una nazionale, sono andato una volta a giocare con loro, c'è proprio una nazionale magistrati che organizza a livello italiano, perché bene o male poi uno sport da piccolo lo fa e quindi ce ne sono non tanti, ma gente che ha giocato c'è.